Buongiorno, ben ritrovati con un nuovo appuntamento informativo su Tele Friuli. Apriamo subito con il maltempo che ha concesso una tregua, ma si fa la conta dei danni, soprattutto per i disagi dovuti a smottamenti e alla caduta di alberi. I volontari della squadra comunale di protezione civile hanno rimosso i massi finiti sulla carreggiata lungo la viabilità che dal lago di Redona porta a Campone di Tramonti di Sotto. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. Hanno operato in piena sinergia con i vigili del fuoco, gli stessi volontari. La strada che era stata chiusa per precauzione è stata riaperta nella tarda mattinata di oggi dopo un sopralluogo che c'è stato per valutare lo stato del versante. A Ronchi dei Legionari hanno invece provveduto i volontari a mettere in sicurezza la viabilità adiacente all'aeroporto interessata dalla caduta di alberi. Si sono poi spostati sempre i volontari nella zona di via Metlica, sempre per la caduta di alberi di grandi dimensioni. Stava lavorando in un cantiere edile quando, per cause che sono in corso di accertamento, è caduto da un'impalcatura da un'altezza di 2,5 metri. L'episodio si è verificato questa mattina a Trieste. L'operaio di 60 anni è stato subito soccorso da personale sanitario giunto sul posto con un'ambulanza. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Catinara. Sul posto le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Trasportava 4 migranti di nazionalità egiziana sprovvisti di documenti. Una donna di 43 anni di nazionalità rumena è stata arrestata dalla polizia nei pressi del valico di Sant'Andrea a Gorizia. Gli agenti, notando un furgone con targa rumena a fare ingresso in Italia dalla Slovenia con a bordo 4 passeggeri, ha intimato l'alta al veicolo. La donna è stata condotta in carcere a Gorizia, mentre i cittadini egiziani sono stati denunciati a piede libero per l'ingresso illegale nel territorio nazionale. Le opposizioni in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia non hanno preso parte alla seduta odierna del Comitato ristretto in quarta commissione convocato per affrontare il disegno di legge FVG Green. Lo fanno sapere i consiglieri regionali Dalzovo e Sergo del Movimento 5 Stelle, Conficoni del Partito Democratico, Centis dei Cittadini, Moretuzzo di Patto per l'Autonomia e Onsel di Open Sinistra Friuli Venezia Giulia. Gli esponenti di opposizione riferiscono di aver chiesto al Presidente del Consiglio regionale di spostare la seduta del Comitato ristretto perché normalmente la settimana prima della seduta del bilancio è destinata ai consiglieri per l'analisi dei documenti di bilancio e la preparazione degli emendamenti. I consiglieri affermano di non aver ricevuto la risposta alla richiesta di posticipare la seduta e di aver per questo deciso di non parteciparvi. Avevamo un mese a disposizione per fare un lavoro davvero inclusivo e far diventare FVG Green una legge innovativa e operativa per gli obiettivi che si propone di raggiungere, dichiarano in una nota gli stessi consiglieri di opposizione. Avere convocato il comitato ristretto proprio in questa settimana dimostra ancora una volta la non volontà di voler lavorare seriamente con le opposizioni e ascoltare di fatto le loro proposte. Costi e mancata condivisione del percorso sono le principali critiche espresse dalle rispettive amministrazioni comunali, dalle minoranze consigliari dei comuni di Cormons, Medea e San Lorenzo Isontino sul nascente ente intermedio della comunità del Collio, operativo a partire dal 1° gennaio del prossimo anno. Un carrozzone. La consigliera comunale di Cormons, Patrizia Mauri, ha definito così la nuova comunità del Collio, l'ente intermedio nel quale si uniranno 10 comuni del territorio. È solo una delle sferzanti critiche espresse dalle minoranze consigliari di Cormons, Medea e San Lorenzo Isontino nei confronti delle rispettive amministrazioni su come abbiano gestito la creazione del nuovo ente pubblico al via da gennaio. Nel mirino dei rappresentanti di minoranza ci sono i costi della costituenda comunità. Questo nuovo ente avrà dei costi esorbitanti per un territorio così piccolo. Si pensa fino a 200.000 euro l'anno che per i primi 3 anni verranno sostenuti dalla regione, ma poi li dovranno sostenere i comuni, non per erogazione di servizi, ma per un apparato burocratico che al territorio in periodi come questi non serve assolutamente a niente. In più ci saranno 150.000 euro di costi l'anno per i servizi da attivare. L'opposizione di Medea, inoltre, lamenta scarsezza di informazioni da parte della maggioranza e preannuncia una lettera di proteste al prefetto di Gorizia. La procedura e le modalità di assenza di coinvolgimento alla partecipazione democratica per la costituzione di questo nuovo ente locale, con tutto quel che comporta, a noi ci ha profondamente contrariato, perché è stata un'estromissione dalla possibilità di un confronto democratico.
Per far fronte al problema del caro bollette, il comune di Pordenone chiude per il Ponte dell'Immacolata. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Ciriani, ha deciso infatti di sospendere l'attività dei dipendenti municipali, garantendo comunque i servizi essenziali. In questo particolare momento in cui siamo tutti vittime della crisi energetica e dei rincari di luce e gas, anche il comune di Pordenone ha preso dei provvedimenti in fatto di risparmio energetico. Si legge in una nota diramata dallo stesso sindaco. Come ogni anno, gli uffici comunali saranno chiusi l'8 dicembre per festività nazionale. In quel giorno gli impianti di riscaldamento saranno di fatto spenti. Gli uffici resteranno chiusi anche il giorno successivo, ovvero venerdì 9 dicembre, consentendo ai dipendenti di assentarsi dal servizio, usufruendo quindi di ferie permessi. La biblioteca civica e l'archivio storico, che si trovano in immobili separati dal municipio, saranno invece aperti con il consueto orario. A Cordenons, attenzione soprattutto a scuole, viabilità e mondo dello sport. Pronto per quanto riguarda alcune opere pubbliche, un investimento da 30 milioni di euro che dovranno essere spese da qui ai prossimi 3 o 4 anni. Edilizia scolastica, sportiva e stradale. A Cordenons da qui ai prossimi 3 anni verranno investiti 30 milioni di euro per risolvere non soltanto alcune criticità presenti, ma anche per offrire ai cittadini nuovi servizi. Tutto un insieme di opere che portano la cifra proprio intorno ai 30 milioni di euro che verranno spalmati nei prossimi 3-4 anni e chiaramente porteranno l'efficienza per quel che riguarda gli edifici scolastici che si aggiungono alla scuola nuova che abbiamo fatto finita nel 2020, che è qui della piazza, la Duca d'Aosta. Abbiamo già gran parte del finanziamento per quel che riguarda le scuole medie, la Da Vinci, che verrà completamente rifatta. Completamente rifatta verrà anche la Rodari, la scuola materna, intervento di 2 milioni sull'altra scuola elementare, la De Amicis, interventi di 500.000 euro alla scuola materna anche di Villa d'Arco. Quindi diciamo tantissimi investimenti sull'edilizia scolastica per mettere i nostri ragazzi in sicurezza. E per quel che riguarda lo sport, dopo l'ultimazione della palestra di Villa d'Arco, ereditata da precedenti amministrazioni, abbiamo ereditato anche la palestra dietro l'Aldo Moro, dietro il nostro centro culturale. Anche questa è stata ultimata e daremo il via poi all'utilizzo in primavera. Quando si affronta il tema dell'intelligenza artificiale non si parla del futuro, bensì del presente. Con queste parole l'assessore regionale ai sistemi informativi Sebastiano Callari ha portato oggi a Monfalcone il saluto istituzionale alla prima edizione del Festival della Scienza e dei Dati e dell'Intelligenza Artificiale. L'evento è stato organizzato dall'Istituto Michelangelo Buonarroti di Monfalcone, che è capofila della rete nazionale dei licei con indirizzo in Scienza dei Dati e Intelligenza Artificiale. Il mondo del digitale, ha detto lo stesso Callari, comprende una mole enorme di dati che possono essere preziosi per il futuro, in particolare nell'ottica di nuove politiche e per lo sviluppo del territorio. In questo contesto il contributo di esperti del settore è sempre più richiesto. Faccio i complimenti al Liceo Buonarroti di Monfalcone, ha aggiunto l'esponente della Giunta Federiga, per aver avviato un nuovo indirizzo di studi dedicato alle scienze dei dati e all'intelligenza artificiale, augurandomi che questa possa essere un'opportunità di avviamento al lavoro per i ragazzi. La giornata si è articolata al mattino in un ricco programma di incontri con docenti universitari ed esperti del digitale al Teatro Comunale, pomeriggio dedicato invece ai laboratori innovativi nelle 2 sedi del Liceo Buonarroti. Il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisinta, ha messo in luce la passione e la competenza profusa dai ragazzi e dagli insegnanti in un progetto dal forte spirito innovativo. Ci trasferiamo a Lignano Sabbiadoro, dove si comincia a respirare l'atmosfera del Natale. Il programma di eventi messo a punto in occasione delle prossime festività è stato illustrato questa mattina a Udine. Lignano quest'anno offrirà un Natale sicuramente turistico, ma un Natale rivolto alle famiglie, rivolto ai lignanesi, un Natale rivolto alla storia e alla cultura, coinvolgendo il Aquileia e la storia che la rappresenta, coinvolgendo Spilimbergo e la scuola mosaicisti, e tante iniziative portate avanti anche dalle associazioni lignanesi, momenti dedicati alle associazioni musicali, momenti dedicati ai bambini. Insomma, c'è un po' di tutto, un'esplosione d'estate nel cuore dell'inverno. L'impegno di Lignano da sempre è quello di allungare la stagione se possibile e attraverso eventi di rilevanza destagionalizzarla. L'esempio principe è appunto questa manifestazione del Natale che si snoda lungo un intero mese
e che cerca la sua varietà di offerte di coinvolgere quanti più turisti possibili, che sappiamo essere soprattutto quelli austriaci e tedeschi frequentatori di Lignano anche nel periodo d'inverno. Mi è piaciuto il connubio anche in questo caso tra Aquileia e Lignano Sabbiadoro. Il presepe di sabbia quest'anno rappresenterà molto Aquileia, la sua storia, le sue tradizioni. Questo per permettere insomma alle famiglie, ai bambini di conoscere e ammirare le meraviglie della nostra regione. Con lo spettacolo Sette spose per sette fratelli si è aperta la stagione del musical al Teatro Giovanni da Udine. Il servizio. Commedia musicale semplice, diretta e divertente, ambientata sulle montagne di un villaggio dell'Oregon del 1850, dove vivono 7 fratelli, tutti giovani e ancora scapoli, preoccupati più di spaccar legna e menar le mani che di trovar moglie, ma che porta in primo piano anche la riflessione sul ruolo della donna. È l'intreccio di 7 spose per 7 fratelli, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, quale appuntamento d'apertura della stagione con il grande musical. 7 spose per 7 fratelli, tratto dall'omonimo film diretto da Stanley Donen nel 1954, con premio Oscar nell'anno successivo, il 1955, è una delle commedie musicali più amate dal pubblico italiano, gratificato ogni anno nel periodo natalizio da grandi ascolti. Con regia e coreografie di Luciano Cannito, direzione musicale di Peppe Vessicchio, lo spettacolo vede Diana del Bufalo e Marco Bazzoni capitanare una freschissima compagnia di 22 ballerini, cantanti ed attori, fra scenografie accattivanti e meravigliosi costumi progettati e creati secondo i canoni estetici e spettacolari di Broadway e del West End. L'intento del regista è quello di porre al centro della scena le tematiche che il musical affronta, con Diana del Bufalo nella parte di Jane Powell, la prima Millie di 7 spose per 7 fratelli. La testardaggine e dolcezza di questo personaggio, piccolo ma determinato, porta in primo piano il rispetto verso la donna. Con carisma, sorriso e grande umiltà riesce a farsi accettare in una famiglia rozza e poco organizzata, portando ordine, etichetta e di conseguenza anche l'amore, prima tra i fratelli e poi con Adamo. Era questa la nostra ultima notizia, chiudiamo qua il telegiornale, restate con noi perché tra poco ci vedremo con A voi la linea. Grazie ancora per l'attenzione.